Siamo con Angelo Augusto, collega di Licata, da sempre attento alle cronache del mondo licatese. Ecco, cosa ne pensi di questo derby Akragas-Licata e di questo, momento di incontro che è stato permesso tra le due tifoserie, con 150 persone ammesse e l'intervento anche del questore? E con un tuo parere, chiaramente. È un fatto importante, il fatto che finalmente dopo tanti anni di scontri verbali, alla fine non ci sono stati negli anni per fortuna grandi scontri fisici tra le tifoserie, però scontri verbali, il fatto che ci sia un appello alla pace che è arrivato dal questore di Agrigento, dottore Ricifari, dal sindaco di Licata Angelo Balsamo, da Marcello Giavarini che è licatese puro sangue ma è presidente onorario dell'Akragas, significa che tutti convergono verso la possibilità di un derby all'insegna della tolleranza, senza eliminare gli sfottò che tra le tifoserie ci possono stare, è giusto così, però senza violenza. Questo anche in vista di Agrigento 2025, capitale della cultura. Licata, così come tutti gli altri comuni, nel suo piccolo sta dando una mano ad Agrigento nel tentativo di organizzare eventi che coinvolgano la provincia intera, per cui io trovo fondamentale tutto quello che sta accadendo, è un momento di crescita dell'intera provincia e se questo può passare per un derby straordinario atteso da 10 anni che finalmente ritorna in Serie D tra Akragas e Licata, ben venga, buon derby a tutti. L'Akragas è debuttante in Serie B per quest'anno, mentre Licata è già presente l'anno scorso. Ecco, secondo te che campionato potranno fare le due squadre? Francamente confesso di sapere poco dell'Akragas. Nel corso della stagione estiva ho letto che hanno organizzato una squadra all'altezza della situazione, capace di ben figurare e perché no provare a raggiungere le posizioni di vertice della stagione. In bocca al lupo all'Akragas. Per quanto riguarda il Licata arriva da 2 stagioni straordinarie realizzate con un organico composto esclusivamente da giovani, grazie alla lungimiranza della società, grazie a un lavoro che non devo definire io ma è sotto gli occhi di tutti, di Pippo Romano, tecnico giallo-blu, licatese d'adozione ma ormai licatese puro sangue, che veramente con un manipolo di ragazzi ha fatto delle cose sensazionali. Penso che anche quest'anno la voglia del Licata sia quella di ripetersi. È chiaro che nessuno pensa a vincere il campionato, poi per carità dipende da come si mette la stagione, ben venga, però e questo lo chiede anche la tifoseria licatese che come sapete è ben abituata, c'è la voglia sicuramente di fare bene, di realizzare una stagione ancora una volta e per il terzo anno consecutivo per quanto riguarda l'esperienza di Pippo Romano all'altezza della situazione.